Ha preso il via la stagione degli asparagi bianchi e verdi commercializzati da Oppo Veneto, l'organizzazione di produttori ortofrutticoli del Veneto. La cooperativa ha sede a Zero Branco in provincia di Treviso, ma ha soci dislocati in tutto il Veneto. Ai nostri microfoni il direttore Francesco Arrigoni. È una stagione molto promettente, stiamo già aprendo nuovi percorsi commerciali, nuovi clienti e nuovi mercati. Abbiamo messo a punto anche nuove forme di confezionamento del prodotto, diviso per categoria e anche con un po' di comunicazione al consumatore finale. Quindi spiegherete anche in che modo cucinare, per esempio, gli asparagi? Ricordiamo che l'asparago bianco si consuma soprattutto in Veneto, quando si va fuori bisogna un po' dare qualche segnale di novità perché possano apprezzarlo come lo apprezziamo noi qua a Treviso, insomma, in Veneto in particolare. Quindi insomma dal punto di vista commerciale è un prodotto che dà soddisfazioni, l'asparago? Dà molta soddisfazione, soprattutto al produttore perché garantisce un reddito adeguato a quello che è il lavoro e la fatica del produttore. Ecco, per garantire anche il massimo, della copertura della stagione, in che modo opera Oppo Veneto? Noi cominciamo in questi giorni con la zona del Padovano, dove ci sono, cominciano notoriamente un po' prima degli altri e dopo finiamo con questa zona di Badoere. Ricordo che comunque è strategico l'utilizzo del prodotto a marchio indicazione geografica protetta perché è sempre più richiesto soprattutto nelle zone locali, sia Badoere che gli altri che ci sono in Veneto sono prodotti che vengono richiesti soprattutto dai supermercati perché vogliono ritrovare un po' questo localismo delle loro produzioni e dei loro prodotti messi in vendita. Insomma. L'asparago, oltre ad essere buono, scopriamo che fa anche bene. Lo chiediamo al professor Sambo, direttore del Dipartimento Dafne dell'Università di Padova. Sì, l'asparago è un buon prodotto che soddisfa il palato, ma soddisfa anche la salute del consumatore, tutta una serie di proprietà diuretiche, antinfiammatorie, antiossidanti soprattutto, e devo dire, quello di Badoere si comporta molto bene nel panorama nazionale e regionale degli asparagi. Ecco, quali sono le proprietà, ricco di sali minerali? È particolarmente ricco di potassio, ma soprattutto di calcio, cosa poco nota, ricco di vitamina C, circa metà dell'arancio, per cui una buona dose di vitamina C, ma anche sostanze antiossidanti che hanno funzione protettiva nei confronti dell'organismo in termini generali. Quindi a chi è sempre per esempio a dieta è un prodotto consigliato? Questo mi sono dimenticato di dirlo, bassissimo contenuto di grassi, bassissime calorie, quindi una persona a dieta sana mangia asparago e gli può far solo che bene. Molte le ragioni per scegliere ed acquistare gli asparagi, un prodotto che fa bene, un prodotto del territorio e anche un prodotto versatile in cucina.